Ciao Ciccione, ciao. Come sei? Ma a posto Ciccione? Ciccione, che succede? Sbloccati Ciccione, sblocca, non ti emozionare. Mi sto facendo un giro, Che succede? avendo sempre problemi, cioè avendo No. Ciccione, ma che ha? Veniste qua per parlare, a me parli, si danno il suo muto, sì. Sbloccato, frate. Ah, come se te la sai, sta re? ma per lasciare, non c'era niente Non c'è niente da fare. da fare. Madonna mia. E quindi- E allora c'è problema, tu sai il problema andare a creare con mia. Io basta che faccio andare a colata, a mia compare Betto, Lipare. Ce l'ha il telefonino, facciamo il telefonino. E niente risolviamo il problema. Compare Betto, senti che c'è un cuore solitario. È un bisogno di dia, compare. Sto picciotto l'amo a sistemare, è bravo picciotto. Poi venire Betto me. Stai venendo? Va bene, a io piglio la macchina e ne vedremo solo dopo posto allora. Va bene, ma poi io. Ciao, Betto mio, ciao. A posto. A Moninni che ora viene Betto Lipare e ti sistemato. Da pigliare poco, frate. È un da emozionare, a parlare, ora si capisce, cioè, è un bailo. A parlare. Da sbloccare, dicevo. Oh, ora va bene, risolviamo, niente. Tanto non da sistemare quando mi dici dare Betto. Oh, è ora di far sapere che succederà. Niente, ti troviamo la compagnia giusta e ti sistemando. Aspetta. A Chiana che mette aspetta niente, va bene? A posto. Allora, Francesco mio, ma come mai tu non mi hai chiamato, diciamo, dopo che questa ragazza ti aveva lasciata, hai perso troppo tempo a chiamarmi? Perché sinceramente c'è stato, per quanto riguarda suo padre, che ancora era nell'epoca antica e non poteva, non voleva che usciva, era geloso per quanto riguarda sua figlia. Ho capito. E da quanto tempo sei lasciato, Francesco? 2 mesi. Da 2 mesi. Io mi ricordo che la prima volta che tu cercavi la tua anima gemella, sei venuto a casa mia a trovarmi perché io sono un grandissimo amico di Betto Lipari, di Stranamure Siciliano, e tu quando sei venuto nella nostra trasmissione mi ricordo che poi tu mi hai chiamato, mi hai ringraziato a me e anche a Betto Lipari perché diciamo questa tua intervista ha fatto successo perché hai trovato una ragazza. Sì, soprattutto in particolare dovrei ringraziare a voi che mi avete fatto trovare quella all'epoca si chiamava la mia anima gemella. Purtroppo c'è stata questa disgrazia, come si dice, c'è stata questa opportunità al discorso Che suo padre era troppo geloso e allora questo matrimonio non è potuto andare avanti. E adesso tu hai deciso di chiamare di nuovo a me con il mio amico a Betto Lipari, che a Betto Lipari sta per arrivare, ecco che è là sotto che lui sta venendo con la macchina, va bene? Ok, la ringrazio signor Daniele per la sua collaborazione. Grazie Francesco mio, tu sei un amico e io allora sono contento di poterti aiutare, io e il mio amico a Betto Lipari. Ciao, Betto me. E qua c'è il nostro amico Gianfranco. Quanto tempo che non ci vedevamo, sono passati
Almeno 4 anni. Ah, ma aspettamone, mettete no mezzo, Allora. Francesco. E allora? Perciò Gianfranco, che si dice? Tutto vecchio? Tutto vecchio, Eh? tutto vecchio. Se mai chiamato vuol dire che qualcosa di nuovo c'è. Sì. C'è Che è successo? che purtroppo mi è capitato che con la prima volta Sì. quando abbiamo fatto l'annuncio Sì. Ti eri fatto fidanzato. mi ero fatto L'anima gemella l'avevi trovata. l'avevo trovato grazie a voi. Quanto tempo è passato? 3 anni. Sì. Dopo 3 anni ti sei lasciato. Dopo 3 anni mi sono lasciato. E ora giustamente vai cercando. Vabbè. Allora dobbiamo fare l'intervista. Sì. Eh? Sì. Sei emozionato? Un pochettino. Vabbè, ma ti vedo vestito a Però festa, guarda, complimenti. Alberto, Complimenti vestito di davvero. Arte Levelli, Carlo Pignatelli. Complimenti Gianfranco. Allora ascolta, ti volevo domandare un'altra cosa. Tu sei sempre in via Archi, mi pare. Perché ultimamente quando abbiamo fatto la scorsa intervista eri in via Archi che avevi un'azienda Di frutta. Di frutta, ma purtroppo avevo deciso di cambiare mestiere. Esatto. Hai cambiato mestiere. Ho cambiato mestiere Ok. e così, ho potuto, cioè, purtroppo mi è capitato di meglio e ho cambiato il mestiere. Dalla frutta e verdura sono passato all'impresa Di pulizie. E così mi ci ritrovo bene e non mi posso lamentare. Esatto, l'importante è questo. Sì. Vabbè, allora io preparo l'occorrente e ti faccio l'intervista, va bene? Ok. Ci vediamo fra un po', mentre ti do il microfono magari, non lo so. Dico, anche Alberto, ormai diciamo siamo amici, come mai tu ti vergogni, ti emozioni? Sinceramente non è la mia vergogna, purtroppo sono un ragazzo timido ed eccetera, timido, affettuoso, cioè rigido secondo me significa di essere una persona così fragile Sì. e mi emoziono e Comunque, amico Gianfranco, tu non devi essere così, diciamo, timido, devi cercare di essere molto più semplice, più spontaneo, non ti devi vergognare. Anche se tu magari trovi una ragazza, poi ti trovi in imbarazzo perché sei troppo timido, troppo chiuso. Non devi essere così tu, Francesco mio, devi essere più libero. a volte capita che magari qualcosa che non fa, quindi certe cose sono cose che ti dispiacciono. Magari se c'è qualche parente che non vuole che lei esca ed eccetera, comunque sia la mia anima gemella deve essere libera, indipendente, più rilassata. Va bene, va bene. Aspetta che sta arrivando Alberto. Alberto! Alberto, vieni. Ecco qua Alberto. Perfetto. Vado. Ok. Vabbè, possiamo cominciare? Sì. Ti senti pronto? Prontissimo. Tranquillo.